brano è stato eseguito da Alessandro Pota e Matteo, che è un suo allievo, che sono di Loceri, e sono le Laune da Sogliastra. Buonasera, grazie per aver accolto l'invito a partecipare a questa conferenza concerto dal significativo titolo Sonos des Himnos. Un caloroso saluto lo rivolgiamo al sindaco dottor Davide Ferreri, all'assessore alla provincia dell'Ogliastra Andrea Crisponi e a sua eccellenza Monsignor Antioco Piseddu, vescovo di Lanusei. A professor Andrea De Plano e a dottor Banne Sio, graditi conferenzieri, diamo il benvenuto. Infine un ringraziamento e un saluto al gruppo a tenore di Orune e di Orollai che sono presenti in sala. Questa manifestazione, che è stata realizzata con il patrocinio del comune di Lanusei e della provincia Ogliastra, si svolge a distanza di pochi giorni dalla celebrazione della festa dessa Die dessa Sardigna, che purtroppo in molti luoghi dell'isola passa inosservata. Per questa ragione il gruppo Tenores Ogliastra propone e auspica che dal prossimo anno questa ricorrenza nella nostra cittadina possa rappresentare un'occasione per discutere e tutelare la storia e la cultura dei sardi. In un mondo globalizzato abbiamo il bisogno di conoscere le nostre radici, di valorizzare e difendere le nostre specificità, promuovendo simili iniziative a quella odierna, che si colloca certamente nella prospettiva di accrescere il patrimonio culturale dei sardi. Il programma della serata si alternerà tra le canzoni che canterà il gruppo Tenores Ogliastra e le erudite analisi con cui il professor Andrea De Plano, rispondendo alle domande che gli saranno rivolte da dottor Bannessio, ci svelerà i molteplici significati che caratterizzano il canto a tenore. Andrea De Plano, cittadino borgalese, risiede a Cagliari, dove ha compiuto gli studi universitari e dove attualmente lavora in qualità di insegnante di lingua e letteratura francese. Nonostante la sua giovane età, è considerato uno dei maggiori studiosi delle tradizioni popolari sarde. Componente della Consulta del Canto a Tenore, membro del Comitato dei 12 esperti per il monitoraggio dell'insegnamento della lingua sarda e della cultura sarda nelle scuole dell'isola, è docente di lingua sarda nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari nei corsi di formazione degli aspiranti insegnanti di lingua sarda. Ha diverse pubblicazioni al suo attivo. La sua ultima fatica, Bidustos, frutto ventennale di una rigorosa indagine sul canto a tenore, sarà presentata dal dottor Bannessio. Quest'ultimo è un cittadino di Orgosolo, componente del gruppo Murales. Vive e lavora a Cagliari, dove opera in qualità di funzionario nell'associazione degli agricoltori denominata Confagricoltura. Da menzionare la sua tesi di laurea scritta in sardo che esamina sos contrattos des pastoris, e altrettanto importante è la traduzione in lingua sarda dello Statuto dei lavoratori, la famosa legge 300 del 1970. Da ultimo voglio ricordare il gruppo Tenores Ogliastra, che si costituisce nel 1986, quando, passata la sbornia delle mode culturali di importazione continentale, che decretò la fine di tanti complessini che suonavano la musica beat, anche nella nostra cittadina inizia un'attenta riflessione sul valore e sul significato delle tradizioni popolari e sulla cultura sarda. Carletto Pistis, insegnante, Pietro Secci, allevatore, Giorgio Usai, autotrasportatore, cittadini di Lanusei, insieme a Gonario Bidotti, pompiere di Ilbono, fondano il gruppo Tenores Ogliastra e, animati da forte determinazione, muovono i primi passi per tenere in vita un'espressione canora della Sardegna che nella nostra cittadina sopravviveva in occasione delle feste paesane, quando si accompagnavano le gare poetiche in lingua. Nel corso degli anni il gruppo Tenores Ogliastra
È diventato un punto di riferimento insostituibile per i numerosi giovani lanuseini che, attratti da questi suoni misteriosi, hanno voluto apprendere i segreti di un'espressione musicale fortemente identitaria. Protagonisti in numerose manifestazioni in Sardegna, in continente e nei paesi dell'Unione Europea, il gruppo Tenore Sogliastra ha al suo attivo anche l'incisione di 3 CD. Il gruppo attualmente è composto da Giorgio Usai, il gruppo Tenore Sogliastra, così ricomposto, con inossidabile entusiasmo continua a portare avanti la tradizione del canto a tenore. Ora una poesia di Andrea Deplano dal titolo A tenore. L'esperienza del canto prende corpo nel non senso, prescinde dalla volontà degli intenti, sfugge al contesto, nasce improvviso, trasforma situazioni antecedenti, riempie il silenzio degli spazi chiusi, si sovrappone agli schiamazzi dei luoghi affollati, anima gli angoli delle strade, i vicoli appartati, professa la serenità degli umori, apparecchia i migliori sentimenti degli individui, libera emozioni contenute, sprigiona forze sconosciute, unisce fiato e parole, allestisce attesa, una voce intona, allento l'abbrivio, presto arranca, vacilla, ritrova la via, ansima alle prime tortuosità, infila strade dritte, percorre sentieri sconosciuti, traccia digressioni, si rimette sulla scia, acquista sicurezza, sale, si stabilisce, prende slancio, accelera, supera erta la curva, scende, si tace sospesa, vive il dubbio sulla possibile intesa. I suoni hanno originato parole, costruito frasi, formato versi. Il canto osserva, misura, rispetta struttura, veicola messaggio. Il canto del coro matura nella sentita volontà di creare musica insieme. È la risposta che sgorga da viscere e petto, riflesso distinto, a inizio incerto, traiettorie diverse, percorsi distinti, voci in dialogo contrastante. Si fa progetto, stridente, inumana, grottesca, acuta, metallica, grave, bronzea, profonda, ingolata, grossa, coprente, ampia, cupa, ornante, portante, vibrante. La pluralità dei singoli compone univocità plurima, apre alle combinazioni dei tratti, costruisce l'alchimia dei timbri, regola registri, appaia le diversità, conferisce forza. Il canto si fa festa, scatena la gioia, motiva il giubilio, dispone il riconoscimento, si compie l'unione e l'intreccio saldo di suoni ed accenti, diffonde calore, si canta a tenore.
e poesia, a su chi può passare, si può credere, orgoglioso, mantenza la gusto bene. Canto resta è uno guai. Adesso il dottor Vanni Desio presenterà il libro Vidustos e rivolgerà alcune domande al professor Andrea De Plano. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito, gradito invito al tenore Ogliastra. Anche se ogni volta che sono invitato a parlare di un'opera di Andrea De Plano, per me è sempre un grande onore, ma allo stesso tempo motivo di preoccupazione, in quanto quasi sempre devo misurarmi con testi che non sono di facile approccio. Quando qualche tempo fa mi sono ritrovato tra le mani Vidustos e ho cominciato a sfogliarlo, la preoccupazione è diventata inquietudine, in quanto alla prima lettura l'argomento appariva complesso, anche se questo sentimento è stato sostituito immediatamente dall'interesse per il testo, grazie anche alla carica innovativa del contenuto dell'opera e alla originalità dell'analisi. Altre volte avevo sentito Andrea parlare di legami tra il linguaggio del canto a tenore e la lingua carica e sumera, ma scoprire l'esistenza di una profonda correlazione tra questi due elementi è stato qualcosa di sorprendente. Sembrava infatti che gli studi e le ricerche fin qui condotte sul canto a tenore avessero già ampiamente esplorato questo affascinante mondo, che avessero risposto in maniera soddisfacente a tutte le domande su questa espressione canora e dunque non esistessero altre chiavi di lettura se non quelle finora conosciute. Sembrava che tutto fosse ormai chiaro circa le ipotesi di origine del canto, in merito alle denominazioni dei sospezos, delle melodie del repertorio e più in generale di tutto il vocabolario inerente al canto a tenore. Andrea ci dimostra con questa sua nuova opera che così non è. Come tutti i ricercatori seri, egli non si è accontentato dei risultati pur soddisfacenti ed esaustivi finora raggiunti attraverso anni e anni di studi. Ancora una volta è stato capace di stupirci. La sua mente irrequieta ha sentito il bisogno di porsi nuovi interrogativi e di dare a questi una risposta esauriente. E quali sono le domande che l'autore di Vidustos si pone? Prima di tutto, cosa significano le sillabe prodotte nel canto? E poi, è possibile trovare significazione ai suoni delle voci del coro? E ancora,
Le denominazioni tuttora in uso per definire le melodie e le caratteristiche sonore delle voci componenti il coro riescono ancora a sostanziare un significato accettabile? E quali risposte dà Andrea a questi interrogativi? Scrive: c'è la possibilità di squarciare la nebbia che ammanta il lessico del canto a tenore se si ricorre non più e unicamente alle fonti etimologiche del greco e del latino, ma si ricerchi nella maniera più corretta e adeguata nella situazione linguistica precedente l'epoca ellenistica e latina. E continua: dopo oltre 20 anni di studi e indagini, sono ora in grado di proporre un valore di significazione a gran parte dei nomi del canto a tenore e comprendere che quelle sillabe sonore che per lungo tempo sono state ritenute non significanti esprimono invece significati che, alla luce dei tempi in cui sono nati, riempiono di senso la ricerca sulla lingua di allora, sulla religione, la storia, la musica, l'etnografia, e parlano di una grande civiltà che lascia intravedere altri piccoli importanti spiragli. Dunque Andrea dice in sostanza che il vocabolario del canto a tenore ha un significato ben preciso, che è da ricercare nell'acadico e nel sumero. Il salto in avanti rispetto agli stili precedenti è il passaggio dall'origine dei suoni al valore semantico dei suoni stessi e della terminologia inerente al canto. Terminologia che in alcuni casi rivela infatti un significato dei suoni prodotti dal coro, i quali fino ad oggi sono stati considerati semplicemente dei suoni senza senso. Pertanto, alla luce di queste ricerche, possiamo sostenere che in alcuni casi il coro perde la sua funzione di mero supporto musicale per diventare anch'esso, come esaughe, un veicolo di comunicazione. È questa la chiave che permette all'autore di aprire una porta dietro la quale si nasconde un mondo nuovo, fatto di significati e non solo di suoni. Lo stesso Andrea scrive: in ambito sonoro sembra impossibile ipotizzare una classificazione distinta tra antico e moderno, o passato e attuale, mentre, scrive ancora, la parola viaggia attraverso le epoche e lascia evidenti segni che l'attento filologo arriva a ricondurre alle lingue originarie, mettendo in luce le differenze fonetiche e le portate semantiche per disvelare l'intimo dei vocaboli. Certamente l'abilità dello studioso si manifesta nella capacità di riconoscere e interpretare il significato che si nasconde in quell'insieme di suoni apparentemente privi di senso. Per fare questo sono necessarie conoscenze linguistiche, filologiche, storiche, oltre a una approfondita conoscenza del canto a tenore, qualità tutte che l'autore di quest'opera possiede in maniera profonda. Per raggiungere questi risultati, inoltre, Andrea non si è avvalso soltanto degli strumenti di tipo linguistico, ma anche di analisi scientifiche che gli hanno permesso di superare la tesi in base alla quale le sonorità del canto a tenore sono riconducibili alla connotazione di meri suoni gutturali. Egli scrive infatti: da subito apparve chiaro che i suoni del canto di sottenore rinviavano a un fenomeno fonetico peculiare delle popolazioni di tipo semitico, la faringalizzazione. Rispetto alla gutturalizzazione c'è un'impostazione fonologica assai complessa e articolata. Non agisce solamente il blocco laringeo, ma anche l'insieme dei tessuti molli e cavernosi posti nella parte posteriore della cavità orale e nella faringe. Non solamente le corde vocali agiscono per la produzione sonora, ma forse anche le pieghe vocali. Il dubbio si esprime poiché agli esami strumentali compiuti presso le cliniche di otorinolaringoiatria di Cagliari e di Sassari nel 1997, con tutte le apparecchiature scientifiche allora disponibili, compreso l'esame endoscopico con fotocamera inserita dalla narice fino alle corde vocali, si vede distintamente la vibrazione di queste ultime, ma non si riesce ad apprezzare in alcun modo
la funzione delle pieghe vocali, che pure possono essere interessate nella fonazione. I suoni prodotti sono faringalizzati e amplificati nella cavità orale e nei condotti faringei. Questo approccio multidisciplinare, pertanto, conferma che i suoni faringalizzati del canto a tenore sono da ricondurre, poiché la faringalizzazione è fenomeno tipico delle lingue semitiche, all'acadico e al sumero, e che essi dunque perdono la funzione dei veri suoni per assumere un significato preciso e diventare il veicolo di comunicazione. Per essere più chiaro, utilizzo direttamente l'ampio glossario presente in Bilustos, che ci aiuta a capire meglio la ricerca. A titolo di esempio prendo solo alcuni termini, ma vi assicuro che il glossario è ricchissimo. La prima parola che ho scelto è gosos, perché fino ad oggi si è sempre sostenuto che derivasse dal castigliano. Ecco invece cosa leggiamo in Bilustos. Fin dalla prima incisione di canto a tenore, risalente al 1929, fra i canti eseguiti con le sillabe sonore peculiari della polivocalità profana si annoverano anche canti di testi poetici di natura devozionale. Spesso composti da poeti laici, ma anche da sacerdoti o seminaristi, questi canti, denominati gosos nell'area del tenore, sono parte importante dell'attuale repertorio. In tutta l'isola si identificano con la stessa parola, ma con lievi differenze fonetiche: gocius in campidanese, gosus in logudorese, gosi in gallurese. Il sostantivo è sempre plurale e non si conosce forma al singolare, pena la confusione con il sostantivo gosu, godimento, piacere, che di contro non ha forma plurale. All'epoca in cui risalgono i più remoti testi scritti giunti fino a noi, il termine in voga era il castigliano gosos, e questo era subentrato al termine catalano goix. Si ha notizia di componimenti di questo tipo fin dalla metà del secolo XVI. Il modulo attuale è ancora quello antifonario, in cui la voce solista intona un verso e quel verso ripreso e cantato dalle voci del coro nei diversi registri timbrici. Dunque, la voce si moltiplica e con la ripetizione anche il messaggio. La chiave interpretativa per l'ettimo della parola gozo si individua proprio qui. Non si tratta di termine proveniente dal latino gaudeo, né forma di superstrato iberico passato da goix catalano a gosos castigliano, come sostantivo del verbo gosare. In sumerico, e lo potete vedere nella proiezione, si ha gu, che vuol dire voce, suono, e su, che significa sviluppare, moltiplicare. E dunque il significato è: il messaggio si moltiplica, cresce e si sviluppa fra le persone, che in effetti rispecchia perfettamente la struttura dei canti a gosos. Altro termine il cui significato fino ad oggi era rimasto praticamente sconosciuto è vardeina, parola in uso solamente a Orgosolo. Scrive Andrea: esistono nel canto polivocale profano un certo numero di melodie che propongono denominazioni in cui si riconoscono professioni o arti: procalzina, pastorina o pastorella, massaggina, maestralina, studiantina. Ognuna di queste melodie, si pensa, trova origine nel fatto che fossero intonate da quella categoria di lavoratori. Il termine vardeina, potete vederlo sullo schermo, contiene il sumerico bar, aratro, de con significato di dare forma, ed il suffisso ina di classe aggettivale. Si configura dunque come canto intitolato al dio fecondatore, o più semplicemente canto dei contadini. Altra parola presente nel glossario di Bilustos è indassa, che come noto indica un ballo di onollai. Leggiamo il testo. Ci sono canti in cui le frasi musicali del coro insistono sulle stesse sillabe,
articolati in registri distinti secondo ciascuna delle tre parti vocali del basso, della contra, della mesuoghe. Anche Orolai, in seno al suo più caratteristico ballo, Zindassa, mantiene un frammento minimo di testo solo musicale, condiviso dalle tre voci del coro. Dullurudu. In acadico, potete vederlo, Dullu vuol dire rituale religioso, Ru significa perfetto, ideale, Du vuol dire eseguire. Dunque il canto di queste 4 sillabe di testo significa esecuzione perfetta del rituale religioso e viene cantato nel vortice del ballo proprio quando si registra il picco del ritmo sfrenato, sia nella parte coreica che musicale. Marcello, se proviamo a sentirlo. Grazie Marcello. Avete sentito, nel momento in cui il ballo raggiunge la parte più vivace, più energica, più vigorosa, il coro ripete quelle 4 sillabe, dullurudu, che come abbiamo detto significano esecuzione perfetta del rituale religioso. Un'altra parola presente nel glossario che identifica uno splendido ballo di Rosei è turturino. Ecco ciò che scrive l'autore di Birustos. Il termine turturino è stato affiancato al passo che la tortora adotta nella fase del corteggiamento. Tanto è stato sufficiente per decenni ad accontentare gli etnologi. Andrea sostiene invece che la parola svela un modo di cantare per costruire il ballo. Ecco la scomposizione della parola con l'indicazione delle derivazioni e il significato di ciascun termine. Lo potete vedere, tur in acadico vuol dire nuovamente, tu in sumero significa battere, ri in sumero vuol dire gridare e nu, sempre in sumero, significa far girare. Risulta evidente che sul turturino è un battere e gridare di nuovo per consentire di far girare gli individui che ballano. Ma in questo ballo è interessante anche il testo sonoro musicale da parte di basso, contra e mesuoghe. Elle dubba hamba. Ed ecco cosa significa, lo potete vedere se scendiamo un po' giù. El è il nome del Dio Supremo che si invocava per la riuscita della performance musicale. Du è infatti l'annuncio del canto dedicato al Dio Supremo. Ba vuol dire distribuire in dono, suddividere un regalo. Param è arduo trovare un etimo, se non il sumero amum, che significa armonia. Poi troviamo nuovamente Ba, che come detto significa distribuire in dono, ed è tipico delle invocazioni sumeriche ripetere in finale il concetto più importante, in questo caso Ba. La frase musicale con cui il coro costruisce l'accompagnamento ai versi ottonali intonati dal solista significa Dio Supremo, regalaci l'armonia nel suono. E lo possiamo sentire, Marcello, grazie. Hey!
Abbiamo sentito Zaoghe de Zio Vicente Gallos intonare su Torturino e il coro accompagnare con le parole Elle Duba Hamba, che come detto rappresentano una invocazione al Dio El affinché attraverso il suo intervento renda armonioso il canto. Ultima melodia scelta, e qui ritroviamo forse anche la scoperta più affascinante, è Savò che è notte antica sempre di Orosei. Scrive Andrea: partiamo dalla fine. Nel canto delle tre voci del coro per la melodia denominata Voce Notte Antica, la chiusura avviene con L e l'invocazione al Dio Sommo, L. Le tre sillabe che vengono cantate tre volte sono davvero atipiche nel canto plurivocale sardo e sono diffuse solamente nella baronia bassa, Igna. All'inizio della ricerca pensai a un prestito linguistico tratto dal testo del Concordo. Nel Libera me Domine si canta Iudicare seculum per ignem. L'assonanza con igna mi portava a pensare che si invocasse fuoco, astro, dal latino ignis. In sumero, l'insieme di quelle tre sillabe articolava però i seguenti significati che possiamo vedere proiettati. I vuol dire o come particella esortativa, Ni significa notte, A vuol dire forza, potenza, probabilmente significò o potenza della notte, riferito al dio o dea luna. Insomma, il canto è un inno alla luna, dio o dea che fosse, e il canto a tenore lo ha mantenuto intatto. Ciò detto, è evidente che questo canto è il solo a potersi definire autenticamente de notte, in quanto riferito alla luna e comunque alla potenza della notte. La sua denominazione attuale è semanticamente pertinente e adeguata, a tutt'oggi unico caso fra le melodie del repertorio del suo tenore. Ne fa meraviglia l'aggettivo antica che le si affianca, è pienamente meritato e lo possiamo sentire. Avete sentito, Zaoghe è sempre quella di Zio Vicente Gallos. Il coro a un certo punto accompagna la voce con le tre sillabe, igna, fino ad oggi ricondotte al latino ignis, mentre Andrea le riconduce al sumero o potenza della notte, che è un inno alla luna. Per concludere, vorrei dire che attraverso i suoni del canto a tenore possiamo conoscere la storia, la lingua, la musica, la poesia, la religione.
Non si può relegare questa espressione canora a mero folklore. Ne è testimonianza, se ce ne fosse ancora bisogno, questa ricerca di valore importantissimo, che supportata da studi, analisi e prove scientifiche che durano ormai da più di 20 anni, sarà capace di cambiare non solo la storia del canto in Sardegna, ma forse, chissà, la storia della Sardegna stessa. E a sempre buona sorte, Enrico. Grazie. Intanto buonasera a tutti i schibbeseri. Vanne è stato mio studente e quindi quando si ha un trascorso di studente nei confronti del professore c'è sempre quella sorta di riverenza che lo ha intimidito nell'approccio al libro, ma lo ringrazio, gli torno grazie al decoro, pocamente ad ischio entrare in sa spazzina e il suo senso di questo libro. Nel 1989 ho conosciuto un signore straordinario, ho avuto questa fortuna. Era il professor Raffaele Sardella, e Raffaele Sardella era un magistrato, un giudice. Non condannò mai a Nemmos, era veramente buono e alla fine decise, spinto da una fortissima passione per la Sardegna, la lingua sarda, decise di lasciare la magistratura e andare in Vaticano a studiare per ben 12 anni sui testi che sono contenuti nella Biblioteca Vaticana, sui testi di Sumero e di Accadico. Questo giudice io lo incontrai per caso, non era più magistrato, aveva pubblicato un libro all'interno del quale cercava di ricostruire il sistema linguistico della civiltà nuragica. Questo è il titolo del libro pubblicato nel 1981. E quando ci incontrammo, io con una forza di vero miscredente misi in discussione che la Sardegna potesse avere dei tratti in comune con delle popolazioni così lontane, intanto storicamente e poi anche geograficamente. E come tutte le persone di questo mondo mi ponevo la domanda: ma quando son bennios a Sardegna, Sumeros e Accadicos? Perché? Perché tutti quanti noi siamo convinti che per poter avere una lingua, se noi abbiamo una grossa parte di latino nel nostro sardo ancora attuale, questo ci viene dal fatto che nel 238 a.C. i romani sono arrivati in Sardegna. Ci hanno romanizzati? Beh, no, proprio questo non possiamo dirlo. Però è anche vero che alla fine il sardo ha acquisito una serie di parole dal latino. Sono stati qui anche, per esempio, i castigliani, e ancora oggi noi ci esprimiamo in termini di ventana, per dire, e ventana è parola castigliana, così come tante altre parole di tante altre dominazioni che si sono succedute qui in Sardegna. E i Sumeri e gli Accadici? Beh, i Sumeri e gli Accadici, il professor Sardella era persona fortemente credente. Io allora, devo dire, militavo su altri fronti, però convinto alla fine di dover per forza intraprendere quel tipo di conoscenza, mi sono anche addentrato nella Bibbia. E la Bibbia
ricorderete l'Antico Testamento, il libro della Genesi, al capitolo 11 vi dice che l'umanità parlava una sola lingua. Inspiegabilmente questo pensiero non continua dicendovi era la lingua tale, ma vi dice poi l'umanità si è spostata a Oriente. Cosa vorrebbe dire tutto questo? Che forse tutti quanti parlavamo quella lingua, e secondo me quella lingua era il sumerico, secondo me. Naturalmente vi invito ad entrare anche dentro la Bibbia per trovare alcune delle cose che sono contenute dentro Bidustos, ma non certo solamente dentro la Bibbia, anche in tanti altri testi letterari. Rivisitare l'intera storia della Sardegna è stato bello, soprattutto perché lo facevo per gettare luce sul canto a tenore. Che cosa è il canto a tenore? Il canto a tenore è un canto composto di due linguaggi essenziali. Noi abbiamo già ascoltato intanto i brani che sono stati trasmessi per dare esemplificazione alle parole trovate da Banne all'interno del glossario di Bidustos, ma abbiamo anche sentito dal tenore Ogliastra. Abbiamo sentito cioè una voce solista che canta un messaggio, e poi abbiamo sentito invece un altro linguaggio, un linguaggio musicale composto da tre voci, che sono il basso, la contra e la mezzovoce. Sono tre registri timbrici totalmente differenti. Banne ricordava che dentro Bidustos c'è anche una parte di descrizione, diciamo così, anatomica quasi, del meccanismo di composizione di questi suoni. Il suono, soprattutto quella parte gutturale, si comporrebbe con, è un'espressione impropria ma me la passerete, con una sorta di compressione dell'aria per agitare le corde vocali. Quella compressione però da sola non sarebbe sufficiente per ottenere i suoni che si sentono nel canto a tenore. Per quello c'è bisogno anche di una serie di altre parti anatomiche che riescono a dare amplificazione a quel suono. Vogliamo provare a sentire il tenore, così vediamo anche di isolare le voci e di rendervi conto così come funziona esattamente il coro a tenore. Proviamo con un canto e io chiederò, non è la prima volta, non sarà l'ultima, che il tenore viene violentato in questo senso, nel senso che noi conosciamo il tenore come un insieme che però può essere scorporato. La podemos intendere. Zerbella che si sola in argento, zerbella che zerbella che si sola in argento, che illumina che illumina manzano sabiana matti e spa matti e spa se sono ferma se sono ferma. Avete potuto notare che tre voci agiscono semplicemente con dei suoni che cosa significano? Lì era tutta la mia scommessa, riuscire a trovare un significato a quei suoni. Se doveste chiedervi adesso, quindi ci dirà cosa significano? Io ho iniziato un lavoro che credo continuerò per tanto tempo ancora, sempre scrivendo di Bibbia, perché riuscire a decifrare tutto il canto a tenore sarà una vera impresa ardua. Perché questo? Perché il canto a tenore è fatto di persone che soprattutto si divertono a fare questo, e nel fare questo quindi esprimono una propria identità culturale,
una identità che non è solo quella dell'appartenenza a un paese che li esprime, ma che è anche l'appartenenza familiare, per esempio, oppure che è la continuità di un modello. La Contra, per esempio, impara a cantare seguendo un modello, cioè un'altra Contra che l'ha cantato prima di lui. La mezzavoce farà la stessa cosa, il basso la stessa cosa. E la voce solista? Beh, la voce solista avrà un modello ispiratore anche lei, e poi soprattutto ci sarà, come dire, l'estro che metterà nell'interpretare un testo poetico. Proviamo a partire allora. Proviamo a partire con una prima canzone, con una seria. La vedremo anche in proiezione, così potrete seguire le parole che vengono cantate dalla voce solista, e poi invece vedremo di capire anche perché di quella denominazione e anche qualcosina sui suoni. Saseria. Si mi lamento mi sa porta, finalmente in su zona passo lento, o se mi schino su pensamento, attraversando sa andar morta. Se de buone andai misi notte dell'umore. denominazione di questo tipo di canto in alcuni paesi è detta seria, in altri paesi invece è indicata come poche e notti. La formazione del canto, avete visto, è composta praticamente di due forme di esecuzione. All'inizio avete sentito il solista che stendeva dei versi, i versi della poesia di Paolo Pillonca, Flores de Mendula, e poi il coro interveniva a seguito di quei versi cantati dal solista in una maniera distesa.
Quella è la bocca longa, è una delle parti che compongono sa seria o sa bocche notte. Dopodiché invece il solista riprende a cantare, ma i versi non sono più distesi come prima, vengono invece articolati con una forma di accentuazione sillabica. Su quella accentuazione intervengono basso, contra e mezzovoce che producono il loro tessuto musicale. Bene, sa seria, vi ripeto, o bocche e notte, ci hanno convinti che sia il canto della serenata, e quindi la bocca e notte, ecco perché il nome, perché la serenata si farebbe di notte e quindi questa sarebbe la denominazione. Naturalmente qui siamo in una, in termine linguistico si chiama paronomasia, significa che è un suono o un insieme di parole, di sillabe e di parole per portare verso un altro significato. Questo è il termine paronomasia. Con la bocca e notte, cioè, non si esprime assolutamente la serenata, ma si esprime un canto, punto. Che canto? Beh, proviamo a vedere. In genere il canto, soprattutto solo dessa bocca longa, cioè di quella prima parte di segmento, quella dei versi distesi, in accadico, nella lingua, cioè di una civiltà che si è sviluppata a partire da 3500 anni prima della nostra epoca, ebbene, in quella lingua ser significa canto, semplicemente canto. E se voi andate a vedere ancora oggi, in ebraico avete lo stesso termine quasi, sir, che significa canto. Non solo, ma da questo noi abbiamo anche il canto che veniva accompagnato un tempo in Sardegna con uno strumento che ha mantenuto quella radice sonora, sa serraggia. Del resto, proviamo a vedere, anche in italiano viene chiamato serenata. Se fosse da sera, sarebbe serata, sarebbe seratina, non sarebbe serenata, no? Ma se lo prendete anche in altre lingue neolatine, avete la stessa parola. Perché? Perché non viene dal latino. Non viene dal latino. Il termine, c'è poco da fare, non è una parola indoeuropea, è una parola invece che viene dall'accadico e che noi ritroviamo così. Era il canto, ma quale canto? Beh, ogni civiltà antica davanti al sorgere del sole si meravigliava della magnificenza del creato. Davanti a quel fenomeno cantava perché significava continuare a vivere. Era il sole per riscaldare, era il sole per dare, ponere in moto tutto, sastro nostro. E così il canto serum è rimasto nel sardo, ma è rimasto con questa sorta di corruzione per cui in alcuni paesi si chiama così seria e in altri bocca e notte. Se andiamo a vedere intanto nella storia del canto tenore, soprattutto nella storia della produzione discografica, quindi della documentazione sonora, troverete che ancora negli anni 50-60 sa bocche serie, soprattutto nella parte della bocche longa, avveniva con un'altezza molto molto più alta di quella che conosciamo oggi nelle normali bocche note. Questo significa che all'interno del canto tenore delle evoluzioni ci sono state, soprattutto ci sono state in epoca moderna, cioè quando è intervenuta l'industria della discografia, l'industria che ha prodotto tantissime rivoluzioni dentro il canto tenore. Considerate questo, la prima incisione di canto tenore
risale al 1929. Sono 4 signori di Dorgali che vanno a Milano per cantare. Sono all'interno di una sala enorme e all'interno di questa sala, anziché metterli sotto un microfono che pendeva unico dal soffitto, vengono separati e messi ognuno ad un angolo diverso di questa grande sala. Alla fine, comunque, la voce solista cantava così e con voce così squillante che gli viene chiesto di voltarsi. Pensate un pochino, avete visto come sono disposti i cantori dal tenore Ogliastra? In genere il canto a tenore è un canto che ha bisogno di sentire la vicinanza dei corpi. Il linguaggio del corpo è determinante all'interno del canto a tenore. Noi oggi non facciamo più attenzione a questo perché solitamente la microfonia ci separa i corpi, ce li fa vedere aperti. Addirittura una volta cantai a tenore in un teatro in Francia e alla fine del concerto, davanti alle domande del pubblico, dovetti anche sentirmi questo. Ma siete sicuri di essere dei professionisti perché ci lavate le spalle oppure siete maleducati? Questo per dire che la figura del cerchio, che per noi ha una valenza identitaria molto molto forte, oggi non è più concepita. Torniamo al tenore, torniamo ad un'altra melodia, una melodia che è invece quella del ballo, perché il canto a tenore per tantissimi tempi è stato soprattutto questo, e cioè uno strumento musicale per assicurare il divertimento soprattutto nei periodi di festa. Sentiamo adesso Su Passu Torrao. Canzone di Peppino Meleu, una canzone. Peppino Meleu componeva delle poesie, questa era una sorta di lettera a Nanni Sudis, un suo amico, ne scrisse numerose, e all'interno di questo avete seguito le parole nella proiezione, le avete anche potute sentire. Si tratta di un testo che parla del disagio espresso dai sardi attraverso i versi di Peppino Meleu. Su Passu Torrao è uno dei balli diffusi in tutto il territorio isolano e la cadenza del ballo, avete visto, è una cadenza che permette
di ballare, ma di ballare su un verso che è di 11 sillabe, come Saselia che abbiamo sentito prima. Quindi c'è da dire questo, che nel caso del verso di 11 sillabe si possono avere più ritmi, cioè diversi modi, cioè di trasporre nel canto il verso di 11 sillabe. E se all'inizio avevamo il canto a Saselia, e lì dentro possiamo ancora ritrovare un significato, perché iniziava così: Bimbarà. Questo Bimbarà, che è in genere il modo che tutti i paesi dello Sardegno usano per il canto a tenore, ebbene questo Bimbarà semplicemente significa più o meno così. Bil significa brucia, è l'imperativo del verbo bruciare. Ba significa quindi, l'abbiamo già trovato da parte di Banne, la spiegazione, regalare, suddividere, dare in dono. Ra era il dio del sole, e quindi, vi dicevo prima che era il canto per l'aurora, per l'alba. Ebbene, questo canto veniva utilizzato proprio per ringraziare il dio sole. Dio sole che qui in Sardegna come Ra, e lo troverete, Ra è una sillaba che ricorre in quasi tutti i canti del tenore, di quasi tutti i comuni della Sardegna, veramente di quasi tutti. Ebbene, dicevo, Ra è il dio egizio, il dio del sole, che arriva in Sardegna grazie agli scambi, perché si dice la Sardegna è un'isola ed era bloccata lì nel Mediterraneo, e quindi noi siamo piccoletti perché non abbiamo viaggiato. Abbiamo sentito tante di quelle fesserie fino adesso, ma veramente grandi. L'isolamento della Sardegna, ma cambio. Conoscete Romanzesu? Romanzesu è a Bitti, un altopiano, sta vicino alle sorgenti del Tirso, quindi verso, cioè sul versante Budusò. All'interno di Romanzesu è stata trovata una collana d'ambra, stiamo parlando del 1600-1500 a.C. Una collana d'ambra significa che i nuragici andavano a fare spesa dove? Dove sta l'ambra? Nel Baltico. Nel Baltico, non si trova altrove. Quindi capite che c'erano scambi commerciali. Loro ci davano l'ambra e noi cosa davamo? Noi da 3-4 mila anni prima della nostra epoca, prima di Cristo, noi vendevamo l'ossidiana. Con l'ossidiana si potevano fabbricare degli utensili per la caccia, si poteva quindi costruire, fabbricare le punte di freccia, lancia, eccetera, eccetera. Questi resti di ossidiano sono stati trovati un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, in tutta l'Asia e il Medio Oriente, sono stati trovati nella gran parte dell'Europa, proprio di quella ossidiana che veniva prodotta nel Monte Arci qui in Sardegna, che veniva scavata nel Monte Arci qui in Sardegna. Allora, l'isolamento dei sardi dov'è? Non esiste questo. I sardi nel 1600, per fortuna non è stato detto da Andrea De Pano, ma lo hanno scoperto questo insieme di questa scuola di pensiero, di storici inglesi, che hanno parlato di questi popoli di navigatori, li chiamano the sea people, e questi navigatori, questi sarebbero i Sardana, cioè coloro che hanno dominato soprattutto il mar Mediterraneo. E addirittura poi il professor Ugas, archeologo dell'Università di Cagliari, e più di casa, devo dire, a Caifa e in tutto il Medio Oriente piuttosto che a Cagliari, il professor Ugas ha compiuto una serie di studi e messo in
sardi avevano stretti contatti prima di tutto con l'Egitto, tanto che occuparono di Sardana il delta del Nilo. Non solo, ma addirittura intorno al 1200 Ramesse II, il faraone d'Egitto, aveva una guardia di 500 sardani. E tracce di queste cose qui sono contenute in numerosi geroglifici. Quindi occorrerebbe conoscere la storia della Sardegna. Avete mai trovato questo nei libri di storia che avete visto nella scuola italiana? Sono certo di no, perché non li ho mai trovati neanche io. Però queste cose in molti libri che esistono, che sono a commercio, che sono reperibili, insomma, queste cose sono per fortuna dette in maniera molto molto chiara. Solo l'Egitto? No, vi dicevo prima, queste popolazioni della Sardegna si spingono anche verso altri lidi. Per esempio, tutto quello che è il Medio Oriente, il primo ad avere il sospetto di questo fu Raimondo Cartaraschi, che parlò di insediamenti sardi nella regione dell'Arpaccia, proprio quella regione che adesso cade in una regione terribile per una guerra civile che esiste in Siria. E lì giù starebbero alcune delle radici del popolo sardo. Questi sardi andarono lì per insegnare le tecniche di costruzione del nuraghe, cioè del sapreda assivo, del sormuros assivo. E quindi popolazioni come gli Ugariti, per esempio, hanno copiato dai sardi, hanno preso dai sardi meglio la costruzione di questo tipo di muri. Torniamo al tenore. Il tenore, dicevo, siamo passati al ballo e continuiamo con il ballo. In alcuni paesi esistono due forme di questo ballo che abbiamo appena sentito. Anziché su passo torrao si chiamerà su ballo serio. Su ballo serio e su passo torrao, laddove esistono entrambi, in genere presentano una differenza minima nella struttura del verso, e cioè su passo torrao è sempre in verso levasillabo, su ballo serio per molti paesi può essere in verso altonario, in altri viceversa. Quando decidiamo di non andare d'accordo noi sardi sappiamo farlo molto bene. Possiamo sentire su ballo serio. Giovanetta,
Continuiamo quasi subito con Savardeina. Savardeina è un'altra forma di ballo sul piano proprio musicale, è questo. Sul piano invece di correico proprio, di esecuzione, cioè da parte dei ballerini, a Orgoso qualche problema c'è, e il nome di questa forma di espressione è proprio tipica orgonese. Ban vi ha già illustrato, bar significa aratro, de significa dare forma, e invece ina è il suffisso di classe aggettivale che viene utilizzato proprio sardo, commente si compiaisi saerdechina, quella parte di indumento che sta sopra il tutto del costume sardo. Savardeina è un canto che si fa praticamente in maniera esclusiva ad Orgoso, però è un canto che in altri paesi è praticamente il corrispettivo del passo torrano, e quindi viene anche eseguito sul piano corrico come passo torrano. Savardeina. Como vinida essa serenata, como vinida ne como vinida nessa serenata, dormi con te, dormi con te, dormi con te, Ogni comune della Sardegna aveva quei 3 balli, almeno 3 balli. Poi in alcuni comuni se ne ricorda uno nell'esecuzione del canto tenore, oppure se ne ricordano 2, se ne ricordano 3, addirittura in alcuni paesi si vantano 4 o 5 balli eseguiti dal tenore. In altri paesi il tenore non esisteva come forma di strumento musicale per il ballo, perché esistevano invece degli strumenti veri e propri. Per esempio esisteva il tumbarino, cioè delle percussioni, esisteva per esempio il suono delle canne, abbiamo sentito prima le naunettas, esistevano tanti strumenti musicali, molti erano decisamente artigianali, tipo artigianali voglio dire poveri, tipo per esempio saffluente, cioè sappurente. Ebbene, il ballo, quando non c'era il tenore, era quasi sempre eseguito dalla voce di canto monodico, un solista che pesava sauche. Questo pesare non è solamente levare, nel senso di innalzare la voce, ma è anche coltivarla, è anche plasmare il canto. Noi oggi
ci siamo abituati al termine, così come a valenza dentro l'allevamento del bestiame, per cui pesare significa per noi allevare e basta. Allevare però, noi lo utilizzavamo anche questo termine pesare per pesare solfizzos, e sapesanzia addirittura per noi era l'educazione. Pensate quanto possa essere complessa l'educazione. Pesare saoche non è una cosa da buttare così, no. Pesare saoche significa modularla, significa interpretare, significa dare tante attenzioni, perché con la voce non c'è solo la trasmissione del messaggio, c'è proprio un investimento di passione. Guardate, questa è una delle grandi trasformazioni del canto a tenore. Noi oggi siamo abituati a sentire in un canto a tenore confezionato per un consumo. Ma la musica non può essere vista semplicemente in termini di consumi. Questo è davvero una pessima abitudine che abbiamo ormai dentro di noi. La musica, soprattutto quando la si fa, è qualcosa che parte da dentro. Allora, il canto da parte soprattutto della voce solista era questo investimento di passione, per cui il testo poetico, voglio dire, passava in secondo piano. L'importante non era, soprattutto quando si cantava nella tradizione. Noi oggi siamo dentro un teatro, proviamo a uscire tutti quanti, noi rimane solo il tenore, per chi si esibiva il tenore. Il tenore cantava per sé, non si esibiva per dimostrare qualcosa. La sopraelevazione del palco in epoca moderna ha portato questo, ha portato cioè a confezionare prima una performance, non è più una cantata, no, è una performance ed è tutta prestabilita. Il canto deve durare tot e quindi c'è un minutaggio del tempo dell'esecuzione, ma un tempo non era così. Canta che a Morgana e cantare, non c'era nient'altro. Dentro il canto allora era possibile, e oggi tutto questo nella gran parte dei casi non esiste più, era possibile che il testo venisse ripetuto, venisse frammentato, venisse proliferato, eccetera, eccetera, e tutto questo oggi noi non lo viviamo più, ma lo viviamo semplicemente nel ballo. Avete sentito? La voce solista qui ha ripetuto più volte il testo poetico, ha frammentato più volte le parole. Tutto questo veniva fatto anche in saboche notte, in saboche serie. Oggi questo non esiste più lì. La voce solista dava delle altezze diverse, perché questo è pesare. Avere anche degli alti e bassi, no? Nell'educazione. Allora, tutto questo viene oggi cancellato perché il tenore deve essere godibile, deve essere dunque rientrare in una esposizione temporale limitata e soprattutto dobbiamo avere anche bene il testo poetico perché ormai non siamo più capaci altrimenti di riconoscere le parole che vengono cantate dal coro. Era belle tempo di non rigonzare, di non comprendere proprio la lingua nostra, pensateci. Poi è vero che invece il tenore serviva per altro, serviva per esempio per lanciare delle strofette, e qui apriamo una parentesi che è sempre di natura storica. La Chiesa in Sardegna ha sempre avversato il ballo, perché il ballo veniva fatto soprattutto fuori dalla Chiesa. La domenica mattina, ancora fino agli anni 20-30, poi invece
venne una proibizione da parte del regime fascista, ma fino ad allora bastava che 4 maschi uscissero dalla messa, portassero la mano all'orecchio, intonassero il ballo e immediatamente si formava il cerchio del ballo intorno a loro. E così ballavano di fronte alla chiesa, di fronte, fuori dalla chiesa. Spesso e volentieri però cosa succedeva nella storia? Succedeva che da fuori volessero entrare di nuovo dentro la chiesa e dal ballo si trascendesse, intanto perché nel ballo, proprio perché è l'espressione massima del linguaggio del corpo, si arrivasse per esempio a dire qualche parolaccia. Non solo, ma da questo si passava anche a ben altro. Se andate a vedere nella chiesa di Zuri, per esempio, troverete, San Pietro di Zuri, troverete un basso rilievo all'interno del quale sono scolpite delle scene di nudità e addirittura di rapporti sessuali dentro la chiesa. Così come dentro la chiesa di San Bachisio a Bolotana. Ebbene, questo significa che la Chiesa per un bel po' di tempo ha provato a proibire l'ingresso del ballo e in particolare del coro a tenore dentro la Chiesa, fino al 1930. 1930 abbiamo una testimonianza della Chiesa sarda per Forni. A Forni vengono cacciati dalla Chiesa questi cantori che cantavano dei testi religiosi all'inizio e poi invece nella musica che sono sporcaos, si dice così. Torniamo allora ad un altro ballo. Il ballo in questione era Suddillo. Noi ascoltiamo adesso Suddillo e poi ne parliamo. Edingiriana, 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 mamme samba, sapitana, mamme samba, sapitana, Il termine che indica questo ballo abbiamo detto essere dillo. Per 20 anni si
si è infuocata una polemica fra alcuni cantori che sostenevano su Dillo veniva eseguito dal coro a tenore, e altri cantori e altre persone del popolo che dicevano ma veramente no, non è così, perché su Dillo era sempre eseguito in molti comuni. Faccio il caso di Bitti, per esempio, faccio il caso di Orune, faccio il caso di Orosei, faccio il caso di tanti paesi di Sacostera, quindi Marghine, l'Oceano, eccetera, eccetera, dove è diffuso questo ballo, era sempre eseguito dalla voce solista. Perché vi dico tutto questo? Perché Dillo cosa significa? Se proviamo a trovare in sardo una etimologia, cioè una verità dentro questa parola, noi non riusciremo a trovare un significato per questa parola in lingua sarda. La avviciniamo al verbo dilliriare. So io stu Gisella m'han fatto dilliriare, se non che scelta mare non te sei fatta bella. Questa era una strofetta che veniva cantata da voce solista, e questo dilliriare, che sarebbe delirare, per noi era all'origine della parola dillo. Niente di più scorretto, di più lontano dalla verità. La verità invece è che dili in sumerico significava single, cioè unica, e lu significa persona. Quindi dillo alla fine era proprio questo, era il ballo eseguito da una sola persona, da una voce solista. Quando è iniziato invece su Dillo nel canto a tenore ad entrare proprio con basso, contra e mezza voce, io ricordo che domandavo in una 2 giorni intensa e meravigliosa ad Orgosolo, andavo a domandare alle voci soliste più conosciute, e ricordo le risposte di queste persone, ma io domandavo: come è iniziato secondo voi il canto a tenore? Risposta: un gioco. Come sarebbe un gioco? Ma sì, un gioco, perché imitare così, giocare, questo è il canto a tenore. E qualcun altro che mi rispondeva invece: ma come si fa a non rispondere quando senti una voce bella, che ti prende proprio il cuore, che ti trascina a cantare? E in effetti è vero, ci sono delle voci così eccezionalmente belle che non fare coro a queste voci sembra un peccato. I te lastima a non porre pezzo a una voce così bella. Quante volte l'ho pensato? Ebbene, il canto a tenore è nato per gioco, certamente, l'accompagnamento a Sudillo, perché Sudillo altrimenti era l'esecuzione del canto di una persona sola. Una sola? No, questo non esisteva nella tradizione della Sardegna. La tradizione della Sardegna, e questo lo potete appurare attraverso gli scritti di tutti quei viaggiatori che si sono avvicendati in Sardegna nei secoli, a partire dal 1700, in genere c'era una voce che cantava dentro il cerchio del ballo, e a questa subentrava un'altra voce solista che gli rubava le aree, e quindi, ve lo direi alla francese, a tour de rôle succedeva questo, che più voci garantivano uno sviluppo del ballo prolungato. Così, Sudillo come ballo diffuso in una vasta area della Sardegna, non è l'unico ballo eseguito da voce solista. Oggi, ripeto, ci sono dei paesi dove la polemica ormai
si è spenta, per fortuna, perché io dico che la tradizione è questa. La tradizione è cioè quando un linguaggio nasce, quel linguaggio prosegue perché all'interno di una popolazione quel linguaggio piace e quel linguaggio vuole essere continuato. Naturalmente questo è tradizione, da tradeo, no? Latino questo sì, che significa appunto evolvere praticamente. Laddove invece la tradizione si cristallizza, beh, lì possono essere dolori. Pensate bene, la gran parte delle cose, prendetelo non più nel canto il discorso tradizione, prendetelo nella cucina. Ma davvero voi cucinate come vostra madre? Davvero voi fate il vino come vostro padre? Davvero voi fate tutte le cose che avete conosciuto da altri, le riproponete nella stessa identica misura? Io questo non ci credo. La tradizione è questo, la tradizione è avere un qualcosa conosciuto e adeguarlo ai ritmi, ai tempi, ai modi, eccetera, eccetera, che si vivono attualmente. Questo è tradizione, altrimenti significa moseificazione e quello significa in qualche modo consegnare a una morte quella tradizione. Poi è vero che si fanno i conti con la modernità, uso spesso questo paragone. Su porcheddu sardu, fi porcheddu pesau dai nois e fi porcheddu cottu commente costumaiamus. Oye, su porcheddu non bene dai Olanda o non bene dai Germania. Noi si sorbestire se non lo facciamo noi. Su buone sorbestire soie non bene dai Bangladesh e dai Cina. Io non devo errare, ma sono alcune zone siamo convinti che non possiamo poter essere dai Shanghai qualche dia. Su pericolo questa tradizione è scusta. Su pericolo questa tradizione deve essere chi qualche cosa oie, sì che colada, può essere sarda, ma non bene da Sardegna. Tanto in pitto e gusto dobbiamo medire, misurare sa limba e dobbiamo misurare finita sa tutto su che impalar de sa limba. Se io i soglie si disi a fare caso che narre de crapa, de erbe, ma de vedersi de pascolo, de pastura sarda. E se non stiamo spiegando caso dai altri due. Ma in cui si brimmada non pezzi sa limba, che si nara parmigiano a questo punto, e non caso, ma si brimmada l'economia delle Sardegna. In o che è il pericolo che corriamo. Questo che narrare chi a noi si anda bene, chi va per un tenore di americanos, cantando a tenore, che narra che abbiamo esportato la cultura nostra. Si invece e spezzi a frondire sarbinzas e a buffare Coca-Cola e danno una bella. Tornamos a sostenere che intro de sar frommasa de ballo può narrare che non sempre hanno spicato dai soschi sombegnios, ma mica venne a posto magari sardo, no, che da zio. Vi dicevo, non sempre abbiamo preso da coloro che venivano da fuori. Anzi, spesso e volentieri noi abbiamo dato a coloro che venivano da fuori. Per esempio, il ballo noi lo confezionavamo
con un'alternanza di verso settenario ed endecasillabo. E questo componeva delle strofe che erano di 6 versi: settenario, endecasillabo, settenario, endecasillabo, settenario, endecasillabo, oppure di 8 nello stesso sistema. Quando arrivarono i catalani in Sardegna, stiamo parlando del 1326 più o meno, ebbene, questi arrivano in Sardegna e sentono un modo di cantare e definiscono queste strofe coplas sardas, cioè a dire questo l'hanno sagattato, non lo stiamo portando noi dalla Catalogna o dall'Aragona, questo è di più. Noi avevamo questa forma di composizione perché il ballo così aveva un verso di una lunghezza che dava un ritmo e quindi un altro verso di una lunghezza superiore che a questo punto arrangiava quel ritmo precedente. 1955, siamo in epoca moderna, 1955 arriva dalla Germania un etnografo, si chiamava Felix Karlinger, e Felix Karlinger gira tutta la Sardegna, a base a Austis, e da Austis parte di Chinduru Poleddu e in piccolo questo Poleddu cade un registratore manno e lo mette proprio sul dorso dell'asino perché è un carico veramente pesante. Arriva in tutti i villaggi della Sardegna e lì dentro cerca la novellistica, quindi tutto ciò che che è la letteratura orale della Sardegna, che lui trascrive con trascrizione fonetica direttamente. E poi soprattutto i canti, i balli, eccetera, eccetera, di strumenti musicali, così come di corrottamente. Arriva ad Orgosolo, era, per dire la verità, era il 1954, ripeto, 1954, e registra questa compagnia di cantori di Orgosolo. In ogni paese della Sardegna, pensate bene a quello che vi sto per dire, in ogni paese della Sardegna noi abbiamo mantenuto la nostra identità particolare pensando che quello del paese vicino ci dava invece il modello contrario. Adesso io non vi dirò di Dorgali e di Oriena, perché sarebbe gioco troppo facile, però voglio dire, pensate che ogni paese ha allevato le sue generazioni all'insegna di quello che poteva essere lo sbaglio, soprattutto sul piano linguistico. No, questa parola non è deida nostra, questa parola este detta lattera id. E a partire da questo c'era addirittura una imitazione del paese vicino, in modo che il giovane soprattutto imparasse quale era su nostro e Calaidi Sanzeno. In questo modo la nostra identità, che passava anche attraverso i colori e i tessuti del costume, per esempio, che passava anche attraverso la forma del ballo e la forma del canto, però se voi prendete delle persone oggi, qual è la differenza fra uno di Lanusei e uno di Il Bono? Non c'è. La vedete forse fisicamente? Non esiste. L'unica cosa che ci consente ancora oggi di distinguere la persona di un paese da una persona di un altro paese è Sallega. Questo è via. Questo è via. Ebbene, nel canto di questa compagnia di Orgosolo c'è a un certo punto si strocchida. Istrocchere è il verbo che noi utilizziamo per dire imitare, ma non è mai una imitazione perfetta,
è sempre una imitazione canzonata. Così Orgosolo ha sempre canzonato, cioè i strucchi, il modo di cantare di Fonni. Questo modo di cantare Felix Kallinger lo registrò, ma non lo registrò fra le cose preziose da mantenere, tanto che nei suoi appunti da viaggio scrive quello che giustamente quei cantori di Orgosolo gli hanno detto di fare, e cioè una parodia, uno scherzo del tenore. E quindi avete poi questa pubblicazione, un disco che raccoglie 60 tracce, vado a memoria, ma una sessantina di tracce di launeddas, di canto a tenore, di tutto e di più. Forse troppo di più, perché questo per esempio io non volli metterlo dentro quel disco, e quindi io non curai quel disco. Quel disco venne curato da un etnomusicologo che però in una enciclopedia sul canto a tenore scrive che sono stato io a curarlo. Questa è la preparazione di certi etnomusicologi. Andiamo a vedere però questa forma di ballo, che non è una forma di ballo, ma è invece un sistema che lì dentro prendeva proprio in giro i fonnesi. Tio Peppe Marocco, rivoltelle istocco rivoltella. Vedete quindi che c'era anche una retrogradazione dei lemmi all'interno dei versi. E su questo interveniva il tenore. Lo sentiamo adesso. Ciccandoso a rosa, bim bam bom, sabubide da mia, bim bam bom, nanche sta bene sia, bim bam bom, e pia fai cosa vai, bim bam bom, bim bam bom, bom bom. Rosa e sabrubella, bim bam bom, sabrubelle saida, bim bam bom, luci che un'istella, bim bam bom, profumata da mida, bim bam bom. Su rangiu, bim bam bom, con giù amico langiu, bim bam bom, danti sta in tortoli, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, bom bom. E moja na pushi più, bim bam bom, rose con giù amico, bim bam bom, non fu bello in Enrico, bim bam bom, don tu e mesor mio, mesor mio, bim bam bom, bim bam bom, bom bom. Si suoi samuru, bim bam bom, paria sabefana, bim bam bom, a ogru su di strana, bim bam bom, cara do stave muru, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, bom bom. Una limbalvo, bim bam bom, ma e piscina arga, bim bam bom, e urda mai arga, bim bam bom, non assentati in luogo, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom. Bim bam bom.
l'autore del testo, lo avete visto in proiezione, è Pepe Urbano, Nicola Giuseppe Urbano, uno dei grandi artisti della musica tradizionale della Sardegna. Beh, tradizionale proprio perché lui è riuscito a innovare tantissimo la musica sarda, non solo nel canto a tenore, dove ricopriva il ruolo del basso, ma anche poi nella armonizzazione di una serie di testi poetici in una maniera tutta sua. Uno di questi credo sia la canzone ormai più popolare, se mi permettete questa espressione, che ci sia nella tradizione sarda. Nanè Dumè, cioè sempre Pepi Numerè, che scriveva questa poesia e lui la musicò. Questa poesia è una delle melodie più conosciute a partire dagli anni 70. Torniamo invece al canto a tenore. Il canto a tenore abbiamo detto che ha una serie di testi impegnati e abbiamo visto Saseria proprio come canto iniziale, siamo passati attraverso su Passo Torrano, attraverso su Ballo Serio, attraverso Savardeina, attraverso su Dillo e quindi siamo arrivati poi a questo che parte dal modo di concepire il ballo di Fonni, che poi invece viene, diciamo così, imitato dal tenore di Orgosa. E torniamo invece a quello che succede da parte della Chiesa. La Chiesa cosa fa? La Chiesa apprezza moltissimo il canto a tenore, ma lo apprezza talmente tanto che pensa di utilizzarlo per la diffusione dei testi della dottrina cristiana, quindi per opera di proselitismo. Quando avviene, cosa succede? 1563, siamo in piena controriforma, la Sardegna ha delle scuole di dottrina cristiana. Siamo a Sassari e esattamente il 23 settembre del 1563 c'è un gesuita che scrive alla propria casa madre a Roma: per poter lavorare bene in Sardegna occorrerebbe avere dei gesuiti, dei sacerdoti capaci di parlare la lingua del popolo. In questo modo il rapporto sarebbe diretto. Questa informazione ci dice che esistevano già delle scuole attraverso le quali si veicolava in lingua sarda. Pensate un pochino, 1563. Noi siamo nel 2013 e ancora abbiamo difficoltà. Al di là di questo però c'è un'altra informazione. Continua questo sacerdote dicendo nella lettera che i giovani soprattutto avevano e hanno un modo di cantare monotono su palabras groseras. Era portoghese ma usava lo spagnolo allora e quindi dice che cantano soprattutto parolacce. Però dice, alcuni di questi li abbiamo convinti a togliere le parolacce e a utilizzare invece le parole della dottrina. Nascono così i gozos. Gozos come forma di canto, come forma di composizione poetica esistevano già. Esistevano sia nell'epoca catalano-aragonese come gois, esistevano poi come lingua castigliana i gozos. Noi in Sardegna quelle cose le cantavamo già. Anziché chiamarle gozos, per noi erano canzones, cioè dire delle forme di ballata, proprio come modello di componimento. Cioè dire c'è una stesura iniziale e quella stesura fornisce due versi che vengono presi come ritornello alla fine di ogni strofa. Sono proprio i gozos. Proviamo a sentirli adesso, dedicati ai santi Cosmo e Damiano.
Ricorde grande vanto santo Cosme Damiano. Ricorde grande vanto santo Cosme Damiano. Alta luce preziosa del risplendore divino, che mostra il suo cammino in sanotto oscuriosa, s'avvicina sanitosa, ser di dogna cristiano. Mi ricorda grande vanto santo Cosme Damiano. Professioni de medicina in Arabia esercitais, anima e corpus curais, con virtudi arta divina, onestottus in ruina, s'infernali capitanum. Mi ricorda grande vanto santo Cosme Damiano. Ragelaus e presonia de noi sperimentai, e su voi trionfais, cantando con allegria, professori sine Maria, si declara Dioclezianum. Mi ricorda grande vanto santo Cosme Damiano. Mi ricorda grande vanto santo Cosme Damiano. Scherzo di manare, hai cais che non bene. No, sicuramente la possibilità di estendere Kirko e incursare, dai. Dicevo questo, i Gosos ce ne sono tantissimi, veramente tanti, non solo quanti sono i santi, perché in genere sono dedicati ai santi, ma soprattutto come strutture proprio musicali, sempre diverse. Partiamo dalla composizione poetica. La composizione poetica dei Gosos inizia sul verso senario, cioè a dire versi di 6 sillabe. Sono i più antichi, sono quei versi con i quali si inneggia prima di tutto alla Madonna. Di questi Gosos, ce ne sono proprio tanti per la Madonna, si caratterizzano soprattutto per una cosa: la presenza del passato remoto all'interno proprio della trattazione dei testi. A partire da questo, però, dai versi senari, si arriva a una forma di rivoluzione della composizione, sono i versi ottonali come quelli che avete appena ascoltato. Nel 1500, nel 1600 abbiamo una produzione vastissima di queste poesie da parte di molti seminaristi, proprio per avere i testi per diffondere il messaggio della dottrina cristiana. Noi saltiamo adesso verso l'indietro, perché questi canti, soprattutto, ve lo spiegava Banne nell'intervento iniziale, quando diceva della etimologia di Gosos, cioè gu, voce, e quindi zu, come moltiplicare, diffondere, allargare, dilatare il messaggio. Praticamente succede ancora questo: durante la messa
avete spesso il sacerdote che proferisce qualcosa e quindi il popolo dei fedeli che ripete quel testo. Oppure, diversamente, dice qualcosa il sacerdote e i fedeli rispondono con delle frasi già prestabilite e quindi il messaggio passa così e si moltiplica da una ad altre persone, no? Questo è il metodo antifonario, questo è. Il primo antifonario che noi conosciamo in epoca moderna, quantomeno, è quello di Gregorio I, il Papa Gregorio Magno. Questo Papa era stato, prima di diventare Papa, nunzio alla corte di Costantinopoli, Bisanzio, e lì dentro aveva conosciuto la guardia imperiale che era composta da 300 militari sardi. Tra questi sardi lui ascolta il canto di queste persone. Se andate a cercare Camillo Bellieni, la storia della Sardegna in epoca medievale, troverete proprio pagina 900 e 901, troverete la trascrizione di alcuni di questi canti. Altri li troverete invece in altri storici, cronisti, eccetera, eccetera. Ebbene, quel canto è arrivato fino a noi, ma è successa una cosa. In alcuni paesi quel canto è diventato appannaggio solo dei cori delle confraternite, sos cum cordos, che esistono proprio con questo nome. Poi ci sono delle variazioni fonetiche minime, per esempio con coldo, no? Con la L, per esempio a Sassari, concordio in Campidano, sono i cori dei confratelli che appunto usano questi canti devozionali. C'è una persona che ha invece asserito che i concordos si chiamano così solamente da quando il coro di Santo Lussurgiu ha avuto successo in televisione negli anni 70 del secolo scorso. Evidentemente non conosce nulla della storia della Sardegna né della lingua sarda, perché a Forni concordo esisteva come denominazione del tenore, non del canto chiesastico, esisteva già negli anni 30, lo trova in un sinodo. Va bene? Ecco, la religione quindi utilizza questi canti e attraverso questi canti noi abbiamo una letteratura vastissima di questi testi, ma soprattutto abbiamo poi due forme di espressione polivocale differenti. Il canto dei gozos, soprattutto da parte dei confratelli, scrofarios, è un canto laringalizzato, cioè fatto unicamente con corde vocali, mentre c'è da parte del tenore, avete sentito, basso, contra e mezza voce, mantengono i propri registri timbrici, però cantano poi il ritornello del testo dei gozos. Dai gozos, uno dei sistemi più popolari di composizione, passiamo invece ai muttos. I muttos sono un'altra forma di composizione popolare. I muttos vengono composti da donne, vengono composti da uomini, da giovani, da anziani, vengono composti soprattutto improvvisandoli, per esempio in quelli che erano i lavori della campagna oppure nelle faccende domestiche. Fra donne esisteva questa forma di competizione a chi riusciva a rimare meglio sul muttos. Li ascoltiamo. Sul vocalotto ha ridotto a pruere morto bene. Sul vocalotto sul comune bene non si siga a distruggere chi tanto si è distrutto.
non si verrà a distruggere o su comune bene. Tanto non si merita contrar de sa natura su male che han fatto tanto non si merita sordanno de gallura su come 79 mai che si repita. Su male che han fatto mai che si repita, sorgano de gallura su questo 89. Naturalmente qui il verso è cambiato, è tornato a quella misura di cui parlavamo prima, cioè il verso settenario. Il verso settenario in una struttura abbastanza semplice, che praticamente si presenta in forma, uso sempre questa definizione, schizofrenica, nel senso che i primi 3 versi, cioè si sterrida, non sempre ha senso compiuto. Completa il senso con la seconda strofa, come dire che ci deve essere un rapporto di interdipendenza fra una prima parte e una seconda parte di questo tipo di componimento. Però, soprattutto, Torrada chiude la lingua e la chiusura è quello che ci riporta alla forma anche del pensiero dei sardi, il pensiero circolare dei sardi. Il canto dei Luttus, vi dicevo, poteva essere improvvisato anche dalle donne, e le donne sono coloro che devono per forza riuscire, lo sottolineo, devono per forza riuscire a cantare in rima, perché alla donna è dato qualcosa che non è dato all'uomo, e cioè il parto e quindi la vicinanza diversa fra mamma e figlio rispetto alla vicinanza fra padre e figlio. La madre, insomma, accoglie la donna, accoglie il bambino, e poi soprattutto ancora la donna nella tradizione sarda era quella che accompagnava anche nella tomba il cristiano. Noi sentiremo adesso San Ninnia, che funziona sempre su questo sistema di composizione. Mediamente San Ninnia è costruita su verso settenario, e poi invece su Sottito. Sottito ugualmente viene costruito su verso settenario e poi ha una sorta di ritornello su Teu in verso quinario. Quel verso che, dicevo prima, appartiene per esempio alla poesia Nanneddu meu di Pepe Lumereu. Ascoltiamo in successione San Ninnia e poi invece Sottito. O peluvi più un sacare rosa in surasu miu dormidi e riposa annini 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 dormidi visu miu
Zubibiu se trombendo, mamma e te pensando, signori su signori, te ti fai a dottori, annini, 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 Appena se ripausa, saena sul gelo, si giosati in prasauso, un bellissimo angelo, sorriso meo, bae con leo. Bene in paradiso, per te non va dolore, ma solo canto e riso, e solo amore. Sorriso meo, bae con Deo. Sopra tu esa mamma, de tus parentes, sono dolci fiamma, si studan prontamente. Sorriso meo, bae con Deo. Bene in paradiso, bene canta, casa Virgine Santa, postorà su sorriso, sorriso meo, bae con Deo. Ti presento, Signori, tres figlius astrinus, cala saut onore, subrasor motorinus, sorriso meo, bae con Deo. Veniam in prasai, e tue angeli volam, va in terra e consola, voi non prangiam mai. Sorriso meo, bae con Deo. Nara sos cantores, che gusto è su destino, chi da Deur divino ad ogni peccatore. Sorriso meo, bae con Deo. Sorriso meo, bae con Deo. Vorrei chiamare qui il poeta Saverio Sodde perché a questo punto, sì, mi avvio a concludere, contento. Vi dirò, c'è una possibilità che il canto continui. Il canto continua non solo quando alcune persone, come il tenore Ogliastra, sente la passione e vuole coltivare questa forma di espressione, ma soprattutto se ci saranno poeti come Saverio Sodde e altri poeti che daranno i testi per poter cantare la modernità, cantare tutti i temi che possiamo trovare dentro la poesia. E qui vedrete quindi come funziona il canto nella poesia improvvisata. Io mi fermo qui, vi ringrazio, scusate se vi sono trattenuto.
saluto sa alta compagnia. Ci possiamo congedare, intanto davvero rinnovando un grandissimo ringraziamento al professor De Plano e al gruppo. Io credo che davvero vada accolta con la proposta, auspicio del gruppo tenore Sogliastra, che d'ora in poi Sant'Ide Sardegna si possa festeggiare in questo modo con iniziative simili, perché credo che davvero ne valga la pena, almeno per aumentare la consapevolezza che come cittadini sardi dovremmo avere sempre di più ed evitare, insomma, come ha fatto notare in più passaggi il professor De Plano, che non sempre riusciamo a tutelare il nostro patrimonio culturale, musicale e quant'altro. Grazie e buona serata.